Signore e signori, buonasera. L'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano ha il piacere di presentarvi la commedia dialettale in 3 atti di Marco Scalabrino, L'Affari Busilis. Trattasi di un'opera inedita e mai rappresentata in teatro, in cui l'autore ha utilizzato come linguaggio di scrittura il dialetto siciliano, colorito e spontaneo. L'opera contiene citazioni storiche e geografiche, assieme a delicate descrizioni paesaggistiche del nostro territorio, evocando usi, costumi, sapori, immagini, profumi e suoni familiari. Le battute incalzanti e vivaci accompagneranno gli spettatori attraverso una storia che si chiamerà Busilis, cioè intricata, ma allo stesso tempo piacevole e simpatica, con un finale da scoprire. A tutti buon divertimento! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity Night 3556 di Trenitalia. Questi che ci avvisano. Amore già che fai tempo già. Tutti scantavi, non ce la facevamo. E invece ci avvisano. Ci avvisano. Finalmente! Tutti scantavi, dimmi. Oggi la ma scrivere nel calendario sta data 1° settembre 1994. Finalmente non riesci a fare questo viaggio con me. Sì, ci avvisano. Buono. Chi speriamo che non c'è nulla e così stiamo tranquilli. Tu come ti organizzasti? Chi ti buttasti con me? Mi portavo bello cruciverba. Fai gestire. Io invece sai, mi tu? guardavo un giornale chino le macchine dell'auto, mi piacciono assai le macchine, lo sai. Tu che sei appassionato di macchine. Sì. Già ne scemo la stazione, ho visto? Già. Cominciamo sto cruciverba e ne passiamo un po' di tempo, ma ci mi è segno agitato, troppo contento tu. Se vuoi una mano morisci, Certo. Allora, lo facciamo a voce alta? Sì. Allora, 4 orizzontale, specie d'agrume, di lo sapore d'ucigno con picca sugo. E che può essere? Sì, lumia. I chi d'estate sono sicche allignate. Sì, limone, va. 4 verticale, isola di Legade, conosciuta per i graffiti paleolitici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sì, Levanzo. CP, amore mio. Che c'è? Dimmi, che non mi dici che già ti viene fame? Oppure hai sete? O è solamente per chi vuole dare un bel bacio tozzito, Niente di tutto questo. Ti volevo dire, siccome ne esce la parola Levanzo, e ti volevo domandare, tu lo sapevi che nella grotta dello Genovese, fra tutte le altre cose che ci sono disegnate, c'è pure un tunno? Sì, come non è che tu dici, sì, nati opuscoli, chi che donano all'azienda provinciale del Tutino. Sì, era buono. Ma lo sai che significa questo? Certo, cos'accio? Significa con me, qui tu hai un zito spetto, che legge, si informa, che significa? Vabbè, Io mi tengo istruito, Significa invece che le nostre avi dello Paleolitico superiore
Stiamo parlando di qualche cosa come 15.000 e forse più, 20.000 anni fa. Già conosciano autunno, ma non è magnifica sta cosa, è troppo bello, veramente. Vedi che per te è magnifico, mia come dire, una cosa non è male. Certo che sapia che i nostri antenati, i nostri avi, chi che abitavano nelle nostre zone, che conoscevano autunno, come pure conoscevano tutte le altre animali che abitavano da sta parte della Sicilia. E siccome con me ho pensato che dei tempi i supermercati erano chiusi e i suggelati ancora la via non inventare, ecco che gli uomini per soddisfare i loro bisogni primari, che erano chi appunto di mangiare e di vestirsi con le pellicce, praticavano la caccia e la pesca. E praticando la pesca conoscevano turno e quanto era buono. Posa sul giornaletto per cortesia, va, posa sul giornaletto. Siamo giornaletto, sicuramente mezzita, ma va a fare una bella lezione. Amore, a chiana in cattedra, studio tutta ricchi. Ma vanno mai, né cattedra e manco tanto meno lezione. Ti volia solo fare notare che certi riti antichi, addirittura preistorici, li usiamo ai giorni nostri. Ma tu per caso ti stai riferendo a mattanza, a pratica da mattanza? Esattamente la mattanza, proprio di chi ti volia parlare. Ah, il gioco mi cocchi preparato. Quando va? Sì, allora, senta mia, due punta e a capo. A parte il fatto che a mattanza, come dire, è uno spettacolo duro, cruento. A sapere che questi poveri turni vennero radunati in gioco tutti nella camera della morte e acchianati sulle vacche a corpo di uncino. Certo, il mare diventa di un colore rosso, però è uno spettacolo antico, uno spettacolo duro, l'uomo contro la natura, contro gli animali, e questa bella tradizione che attira tanti turisti e tanti uomini di luna anche a ciavagliare. Solo che però pure me, ormai a sapere che sto usanza purtroppo si sta perdendo, e che i giapponesi a sapere che si mettono a fare mottanze volanti nell'oceano. E purtroppo nel nostro mare Mediterraneo turni ne sono sempre più piccoli, e ogni anno che passa i turni vanno finendo e i tonnari vanno chiudendo. Vabbè, ti dici pure prima, sai? CB, però di sta cosa mi meraviglio veramente di te. Tu sai cosa significa? Che la parola mattanza proviene dallo spagnolo matar, che significa ammazzare. Per esempio, pensa alla corrida. Penso alla corrida. Ma che fa? Ci stai pensando? Sì, e non vedi che mi mise una faccia di pensature? Certo, la faccia di pensature. Ci penso, E quindi usai fa o matador. So fa cui, scusa? Matador. E dimmi tu pure me, in questo momento non mi ricordo. Non lo sai? No, mi ho picchiato in castagna. Ammazza un toro caspada, ecco so che fa. Ammazza toro da spada! Sì. E io pensavo che erano amici, toro con torero. Vedi amici che ave Mascio Torino. Ma che stai dicendo? Sto cercando di fare a rima, toro con Torino, va, mi piace architetta del rima. Ma gente che sei veramente geniale. Ti piace o ti piace? Le tue battute vanno di giorno in giorno a migliorare. Dai, che ti piace. Hai fatto l'applauso? No. E ti faccio un lauso pure. Voglio la tua attenzione, prego, dimmi. Però tu ancora parlavi di giapponesi che pescano tunne nell'oceano. A me mi risulta che questi tunni sono più nigri e assai più scadenti di quelli nostri. Hai pienamente ragione con me. Chi si ricai, li adoperano, li portano alle industrie conserviere e dopo li travagliano e li mettono in scatole per poi venderle alle bottiglie e ai supermercati. Autunno chiddo fresco, chiddo pescato nel nostro mare bello, pulito davanti a Costa dei Giapani, in un periodo di maggio, giugno. Ah, è un spettacolo quando tu esci e passi davanti a una pescheria e vedi sto turno gioco appissato che ti pare una colonna. E allora ti viene voglia di accattare una bella fetta e fare tilla arrostuta con un po' di insalata fumaroro e magari una mosquitare e metterci un filo rosso, che è buono, ah? Chi riesce il vegano? Detto, e dopo
tu mangi, buonissimo che... Lo sai con me che quasi quasi mi sta venendo l'acquolina in bocca? Mi sento un sapore rotondo, mi sento. E tu per mangiare veramente, ti hanno a chiamare. Bello, Sì, bella, sì. bella, Tu sai CP, io sono vegetariano e non mangio né pesce e tanto meno carne. Non scoito, scusa. Però- Scusa. Io stesso non posso negare che la voce della pesca è una voce importantissima per l'economia della nostra zona. Importantissima, registicca, è basilare, è come da dire fondamentale, veramente. Perché già. tu a sapere che questa industria, la zona del giapponese, ha dato un sacco di travaglio e insieme là anche andiamo a studiare l'industria rosale, la raccolta rosale, l'estrazione del marmo, la lavorazione del corallo. E anni e anni hanno dato travaglio a tanta gente. Già. Ora con il mio, sento come a dei cristiani malati, chi di chi sull'altare fanno impressione, loro chi infatti. vanno male, Già. si sta perdendo tutto. Le questioni fossero senza il numero a fine, CP. Sì. Però veramente io ti volevo parlare di questo problema tragico che Quale? abbiamo un lavoro, perché sai benissimo che nella nostra terra non ce n'è. Un cinello, pare che faceste la fotografia mia, tu sai, quanto picciotti come a mia che cercano travaglio, una sta bella Sicilia, quanto sacrifici fanno i genitori di questi picciotti per farli diplomare, e poi so che fa. Tanti travaglietti a pigliare all'assa e piglia, lo sai l'assa che piglia, dire che l'hai provati tutti, l'hai provato, hai fatto domande, concorsi, ma hai scritto pure in cooperativa, niente, niente, hai cercato pure una raccomandazione, dire che tu sai, un travaglio rende l'uomo, la persona veramente, si sente importante, si sente realizzato per un travaglio e soprattutto può programmare la propria vita futura, può organizzarsi il proprio avvenire e soprattutto potesse pensare pure rimaritarsi come io con il mio e volesse fare al più presto con te. Appena trovo un travaglio ti prometto ne maritiamo, va bene? E ti pare che a me piacesse CP? E invece ne so che parliamo di settembre, di licenziamenti, di cassa integrazione, di mobilità, di queste cose parliamo. Sì, ormai non c'è più sicurezza, c'è solamente mancano un pubblico impiego, veramente, non mancano pubblico impiego, c'è chi ha sicurezza non posto, c'è solo una cosa che veramente non finisce mai, crisi e crisi, veramente. Hai ragione, la gente ormai è disperata, avevi anni e anni che assuppa senza pepitiare, però il travaglio no, il travaglio c'è da essere per tutti, veramente. Hai ragione. Sì, ma tu sai già cominciano a fare male un poco la schiena. Sì, mi mancano mai tutto già. Ancora mangiamo per quasi tutto, infatti. comincio a sgranchire l'antichietta, ma che facevo? Non ne siamo qua. Ma io di cose me l'abbiamo messo per una posta, tutte cose, sì, tu mi mettessi tutte cose meglio con una posta, Sì, ma quello che di me. Va bene, faccio mangiare, cose del genere. Da lei! Aspetta! Lo sai, ne siamo arrivati, da lei, vedi? Ma della mia, da lei! Ma davanti alla costa siciliana che era bellissima! Guarda, che bello mare che c'è! Ma tu vedi la spiaggia, che ha un colore dell'oro, è un mare, da lei, che acqua cristallina, pure me! Un cielo che pare azzurro, pare, un colore, veramente! Pure me! A mia mi pare, da poco di chissà mi fanno ridere quando parlano, sai, nel mondo ci sono isole tropicali, paradisi terrestri, ma quando mai? Dalle che posti che avevo in Sicilia, veramente, non mi manca niente da sta bella terra, veramente. Ma intanto neanche le cose che avevamo vicino ne le sappiamo apprezzare e ne andiamo lontano a caro prezzo quando invece qua le potessimo avere sotto casa gratis. Sì, ma se non ci sappiamo fare che turisti a farli venire in questi belli posti. Se tu a pensare per assurdo, un cristiano di Milano a pigliare lontano, le Seychelles, spendi più picca di magari pigliare un treno o a macchina o imbarcarsi piscine nel nord d'Italia in Sicilia. Perché tu a pensare
che c'ha biglietto, benzina, pedaggio, giacchetto. Me ne spende una fortuna, me ne spende. C'è da essere incidenti per rapine, e viene pure questo ci sappiamo fare i turisti. Ragione hai. E che lo turismo, canne ne ha, se avesse a governare con una chiedere competenza su vecchio, possibilmente con una politica di prezzi giusti, di servizi efficienti, anche perché fare scendere i turisti italiani e chi stranieri qua in Sicilia a diventare una scommessa CP sì. E anno dopo anno i turisti vanno calando. Brava con il mio, pure tu fai il rime, Ma no, brava, Mattia, brava. tu sei il mio maestro, CP, amore mio, tu sei il mio maestro. Faccio, però io faccio una sola cosa, che la nostra terra siciliana è una terra china di arte, china di cultura, china di paesaggi, e tu pensa solo alla cucina. Le nostre specialità siciliane sono conosciute da tutto il mondo, tutti vogliono mangiare le cose siciliane, a montare i nostri sapori. E poi pensa anche a un clima. Oggi che siamo il 1° settembre, da lei, la gente si fa ancora in bagno, si fa, da lei, aveva un clima meraviglioso. So come manca a sta bella regione, so a sta bella terra. Però ama dire che chi sta nella terra è china di contraddizione. Questo è vero. Donne arte e cultura camminano fianco a fianco con la sua potenza e lo malaffare. Vero? E affugano ogni spiraglio del riscatto. Hai ragione. Sante parole tue, veramente, sante parole. CP, ma vedi se poi apre la ticchia su Finacino, si sta crepando lo cavolo. Hai ragione, ma qua l'aria condizionata non funziona, non sfuggi. Ma poi Sì. sempre via italiana l'aria condizionata. L'aria non fanno mai a condizionata, funzionare. ma che dici? Sai che faccio? Ti rapo un poco, ti rapo un finescino Ah, meglio, e così vedremo se c'è un po' l'aria. Va bene? Sì, Va bene sì, così meglio, con me? meglio. Va Poi tu parlavi di aria condizionata, Sì. ma CP, tu a sapere che la notte fra il 31 d'agosto e il 1° settembre Che succede? succede che lo cauro sparisce e la stagione finisce. Senti, sai che ti dico? Io per scranchirmi un poco, ma non lo cai bene sotto sentire Vabbè. e mi continuo a leggere il mio giornale, Tu Vabbè. fate le parole crociate, tanto Sì, speriamo a Dio, a arrivare, dai. e certo come arrivare. Bella macchina. E tu ste macchine. Magari per si vicino per mettere villa. Buongiorno, Buongiorno. biglietti prego. Buongiorno, sì, buongiorno signor Bellità. Dunque, i biglietti, io li avevo fatti, li avevo messo, non mai subito, ma della mia. Sì, non mi subito che tu tosti. Insomma, questi biglietti. Un attimo, ma scusate, io sto cercando. Biglietti, ci parano nell'avere biglietti. No, vieni sul giornaletto. Guarda lei tutto il giornale, un vagabondo, ma scusa non mi dia. Dunque, È un scompartimento che dura in mezzo. Sì. No, che sto piccolo, che dura. un attimo, non stai confondendo. No, io c'hai la pinna, c'hai i biglietti. E i biglietti, eccoli qua. Finalmente. Biglietti scontati per picciotti sotto i 26 anni. Picco non può essere. Non può Ci essere. ride? Mi favorite il documento per favore. I documenti. Il documento. Le tessere. Ma se fosse mal all'aeroporto, quando mi hanno domandato non c'è i documenti. Non fa Va, polemiche, va. dacci Siamo un capotreno. E siamo un capoccio. Dove i documenti? E ora ce li piglia, ci pare che io cammino senza Dopo, documenti. ma chi non c'è Ma io la mia un mi sto qua, Mariella. Ma Ah, mentissimo, dammi non la mia. dimenticano tutto come niente, Mariella mia. Ma Ah, no, ma subito. Ma finiscila, va. cerca io. Ma sono giù. Eccoli qua, caccio sulle teste. Paolo, raccoglia. Io. Mariella Cemenna. Sì, Signorina, ma lei è italiana? ma certo che sono italiana. Ma scomuccate giù di lei. Che io nascivo a Charleroi, in Belgio. Sì, perché non si può. Ma va a sapere che padre è una mezzita. Lei sta a stare muto, perché ancora non l'ha interrogato. Va bene? Questo mi contavo, io non mi contavo questo di Signor controllore, mio padre negli anni 60 emigrò in Belgio perché se ne iva a travagliare nelle miniere. Poi si maritò e io nascevo là. Ho capito. E suo padre, signorina, sono italiana? No, si maritò con una spagnola che conoscevo in Svizzera, Ho capito. capito? Però
Io sogno cittadina italiana, come pure si vuole leggere nella tessera. Ho capito. Ma mi pare tutto chiaro, giusto? Mi pare la Palestiano, va, ecco. Sì, una palestina che più forza invece fanno una bella contravenzione. Ma mia. Sì, signor. Ma perché che fece? Io giuro, che fece? Pittirea, gli vengono poltrona. E quando mi tirate, ce la rogniamo. Ma quale, ma un attimo, mi aveva snicchiato un'ora e vedi, mi regalava. Allora ci leggi pure un regolamento. Pure un Sì, regolamento, sì. che regolamento? Che sei? Sì. No, la Camera dei Deputati. No. Difficile. Siamo un capogeno, al re. Oh. Eccolo qua. Che... Articolo 8 del regolamento ferroviario. Sì, va bene. Danneggiamento è ultravolontario che deve avere mi apposta il gioco e quello dell'impegno e danni a cose dello Stato. Nelle ferrovie fanno qualsiasi cosa, come mangia, come vive, come fuma e ci mettono un bacio per me. Ma signor controllore, ma va a fare arrabbiare ora? Io un vicinetto, assolutamente, mi levate subito, ma lei. Ma mi pare non vi sa nulla, ma che Calmati. Ma poi come state facendo? Ancora. E signor controllore, Mi toccate. sentisse, non successe niente di irreparabile. L'omezzito ormai le pere se l'ha arrunciato. Eventualmente pigliamo un fazzolettino, puliziamo, se fosse l'olio, e tutto ritorna come prima. Chi dice facciamo così? Veramente signorina non lo volessi fare, ma giusto come dice lei, di storia faccio un che sapete. Grazie, lei Ma che non si veramente. ripeta più. Vabbè. No, stassi tranquillo con Succericchio, no, stassi tranquillo veramente. Ma io che lei si tratta una picchietta. Ma chi si tratta di allergia? Signora mia, non me ne parlasse per favore, mi succede ogni anno questi tempi. Ah sì? Proprio in un periodo della rinniglia. Mi sento come se avessi una ghiara dei muschi che mi rontano a tutto colpo. Mi E scherzo. poi mano per essere, ma prendo non ti parlo più. Ma non lo toccare. Ma che abbiamo cultura e medicina, non ci dico quanto. Ma fino ad ora niente, non do risultato. Vero, ma se lei mi permette, siccome io travaglio in una farmacia e ci volessi consigliare una pomatina che ha ora queste cose da malattia della pelle, è una cosa eccezionale, veramente. Tariasse, è una pomata miracolosa. Tenisse, se mi piace. Io ho un moggio che lei si priva di una cosa sua, perché se solo come si chiama è conosciuto dall'accanto. Ma quando mai non si pigliasse pinzette, anche perché a mia signora manco mi serve, però si lava a mettere almeno 3 volte al giorno, mattina, verso mezzogiorno e poi la sera. Grazie, sì. Ma ci consiglio di fare sì l'analisi e così scopre che non ci viene questa allergia, capito? Come si vede che lei è stata all'estero, signorina, è tutta un'altra cosa. Grazie a lei, signor controllore, ci manca assai. Ma visto che lei è così gentile, ci volevo domandare una cosa ancora. Ma sei in orario oppure no? Un minuto che tagliamo. Sì. E se portiamo 5 minuti di ritardo, cosa le dica, ma c'è da facendo, di sicuro così sarà recuperato, sicuro. Grazie assai, lei è veramente gentile e proprio per questo, visto che è così aggarbato, ci volevo domandare un'altra cosa. Siccome... Noi siamo a disposizione di tutti i nazionali e internazionali proprio come lei, signorina. Grazie. Ma ci volevo dire, lo sa per da città dove c'è da ceramica famosa, adesso non ricordo come si chiama, comunque, dove c'è questa ceramica, di dove scendiamo neanche che è lontano? Mi fai fare un nicchio punto, dove scendete di altri, diciamo che un'ora, un quarto massimo adesso per arrivare. Dove c'è ceramica? Grazie assai, grazie. Anzi, c'ho il radio scomodo che lei se ne intende di ceramica, di cose belle. Sì. Un consiglio, diciamo così, artistico-culturale. Sì. Dopo lei va a dire non negozio di
di ceramica, Sì. c'è un locale dove fanno sculture mastodontiche bellissime, signorina. Stiamo a figurare che i napocurichiste sono posizionati lungo la spiaggia. Mentre meno. Così come attrazione turistica, va. Ah sì, ma allora domani mattina ci potevo dire. La prima cosa che facevo. Aspetta che me l'appunto. Grazie signor controllore, grazie assai, grazie. Io la saluto, sai, ancora da non sapere Sì. Con Giulia Mano lei li capisce, sì? No, non si preoccupasse. Le auguro un buon viaggio. Grazie. E soprattutto signorina, ci raccomando, osorcito. Buongiorno. Buongiorno. Qualità per fortuna, signor, mi fa pure schifo toccare caviglia. Non toccare sto spiego. E chi non sugna. Ma non toccare. Ma disse come si trattava, di come disse. Ma mi schiavi l'allergia. Ma chi mi interessa? Se la mia bella tratta nel canonosco battimento mia l'allergia. Ma scusate, Marella mia va. E poi mi faciste tu, chi c'eraste a tua pomata, a sto grande sugnoso. Dico ma un tubetto. Perché sto manco tutto seno di pomata ci avesse bastato. Ma che fai scherzo? E poi quante cose ci dicevano in capo mia, e io dico, è sbagliato, è il regolamento, e ci faccia multa, perché a me, dico a me, a Ciccio Paolo, ma me l'avessi mangiato, te robe me l'avessi mangiato, Vero. me l'avessi associato. Ma che dici? Te lo vai a chiamare così a parte Aspetta, ma te lo vai a chiamare? No, aspetta, lascia toccare da maniglia, per favore. Ma finiscila, va. E mentre nel frattempo tu devi insegnare a trattare. Però se bene a re ci passa bene lì. Un ci passa bene lì. Continua. Si bene al re. Nel suo frattempo si doveva al re, devi insegnare a trattare i cristiani con un po' di dolcezza, a darci un verso, a darci un po' di luce, ma quando mai? Chi più scucivole e scaratterato di dia picca ce n'è, veramente? Ma porca miseria! Ma come ci sei tu? Su un baldascione che è un neato. Prima di tutto un cristiano non era manco un bardascia. E poi tu devi insegnare veramente a trattare i cristiani con un po' di savoir-faire. Ma che ci dico a Cristo? Perché Cristo capisce cosa significa savoir-faire? Ma quando mai? Ma finiscila, va, che cosa sia. Marella! Ma che ne stai arrabbiando con me, a vedere? Ma certo mi stai arrabbiando con tia, perché tu cominci a fare dei discorsi che non hanno né testa né Ma tu capisci che io mi gelosiono su cristiano che viene qua a fare le signorine via di casa, signorine di verità. Gelosia, che gelosia? Ma di che cosa di gelosia? Ma certo, ci mancava solo di mettere a pranzo, va, e che da E io con sta fame che mi ritrovo c'è l'istretto pure di sì, ma tu lo capisci che chi non ti voleva fare la multa? Se non avessi stato per mia ti avessi fatto un pezzo dando! Ma cercare di venirla, va, veramente! Geloso di sotto! E chi è che ci dice il cristiano? C'è la pomata per essere gentile! Ma finiscila, va, che mi facessi incazzare prima del tempo! E calma, ti mani, come dici, e il suo viaggio appunto perché siamo un E appunto, non c'era bisogno di fare tutto questo. Ma però a me non mi piace, questo ti fece tutti questi perché tu ti comportaste buono invece, che ci facevi pure a spoccia da ci avessi detto di sì di mangiare. Ci avessi detto di sì. E che problema c'è con me? Facciamo pace. Amore, facciamo pace. Non si tratta di così. Ma ne illusione, dai. Io pensavo tutti questi settimane di fame, qual è un problema? Tu pensa che palle? Hai fame? E qua c'è Ciccio Paolo tuo. Ti puoi dare cose di mangiare, cose di vivere. Tale che ci sono due belli panini, uno con prosciutto e uno con formaggio. Quale vuoi? Tu sai perfettamente quale voglio io. Ah, senti una cosa, io mi chiedo con prosciutto e salame e a te l'unico che con formaggio. Anche perché il formaggio mi piace, te quello. Certo. Tu sai che io sono vegetariana, te lo ricordo sempre, ma tu non ci penso mai. È vero. E vabbè, chi con formaggio dopo mangiare, ma non vuole meno, dai. Buono. Tecca, io mi faccio passare pure la fame, tecca. Oh. C'è una cosa di vivere pure, va? Sì, dopo. Metto qua, non lo vuoi domani? Mettilo dopo, sì. O mio l'ora che arriviamo c'è per. Perché mi chiede a fare una doccia che sogno. Magari fettuccine faccio. Deve No, mio l'ora che arriviamo. Veramente. Ma ti voglio dire con Neo, a proposito di doccia, e se quasi appena arrivavano a becco, sta doccicetta che ti devo fare. Facessi non sembra che dici. Io già mi immagino la scena, arrivavamo alla stanza del becco, in un bagno, rabo per di fruscio l'acqua fresca, che questo rabo non ci vuole, poi ti insapuno tutta piena. E se poi ti faccio pure un bello massaggino, cuore mio, che dici? Dai, e così facciamo pace.
A te ti visto ma chiamare sciuri di canna. Perché con me? Che ti disse? Perché la testa sempre andava. Va bene, ma siamo zitti, ma che c'è già? Lo sai. Però dico un pensierino, ce lo possiamo pure fare, va? Grazie, A sta doccia. Però, senti CP, Che fai? io vado in bagno. Vai tranquilla. Cari valici ci sta attento io, va Popolo bene? naso. Ci sta attento tutte così io, vai. Una volta macchina Poi fotografica. tranquilla, dai. Va bene? Vai tranquilla. Usare il bagno? Usaccio, ce n'è, quando resivo lo metti, ce n'è uno che sta a bagno e uno da bagno. Vai tranquilla. Mi raccomando, CP. Va bene. Ciao. Ok. Che bello programmino! Chi si sta organizzando di stasera? Ma che c'è? Non sto bene? Vedremo se c'è qualcuno oppure lei per pensare che ma non sembra a quale stazione vedo? Sta capendo niente dopo come siamo arrivati? Mamma mia, ma Guten Tag. che è? Bella mangia quelle? Haben Sie Platz? Aspettate, non capire chi vuole. C'è Platz? Vuole aspettare? Ja. Prego, già sì. Ah, danke schön. Bella ma straniero? Ma dove ci avesse voluta mia zita? Chi è straniera? Mariella, non ti dire. No, cercava mia zita, Mariella, che... Ora vedremo di capire. Un straniero mio mi aveva capitato, bella madre. Io aspettavo a Mariella, ma allora niente, vedevo socco. Ich heiß. Tu assi? Ja. Ah, tu assi? No, io che mi buttavo, non potevo cara, scusa, briscola, come io assi, che volevo? E senti, tu capire mia lingua, tu capisci cosa io dire mia lingua? Tu capire mia lingua, come parlare? Italiano? Italiano, sì, italiano, E chi capire tu italiano? Suli? Suli, Mari, avevo tanto bene, mare siciliano, veramente. E pesci? Pesci buoni, pesci, belli. Couscous? Buono, ne fanno buonissimo, couscous. E poi che conosci altre cose? Milanciane? Ja, puttunate. Ammutonate, Mangiate Palermo. in Germania fino a queste cose ci sono. Palermo. Ja. Bravo. Buono. Pizzicate. Uno fammi! Fare pizzicate. Nostra cucina la conosce veramente. Scusi. Ma che è successo? A posto. Niente. Dimmi una cosa, qual è essere tuo nome? Va, tu come chiamare? Il tuo nome? Franz. Tu Franz! E tu che ridere? No, aspetta, perché io mi chiamo Ciccio, Franz e Ciccio. Mica pensare. Franz e tu Ciccio. Sì, aspetta, ma Franz, scusa, nato lingua, chi sei tu, tedeschi o no? Deutsch, un paese di Deutsch, io non ne vedo preciso. Deutschland. E quindi un paese di... Ma, non tuo paese, Franz che significa? Francesco. E in siciliano, Ciccio, sai che significa? Nein. Francesco, fratelli. Francesco, Franz e io Ciccio, bene, mi fa piacere, è simpatico che sei. Avessi venuto prima, avessimo chiacchierato. Bello. E tu preciso della Germania, tu Deutsch, a paese, va, a città, un'estate. Dornberger. Ah, canuscio, dopo ci fanno i corsi di macchina, a me piacciono le macchine, io tutti Formula 1, Nein, cosa capire? Nein, Nürburgring. Norberga. Norimberga, sì. Norberga. Mi riconfondevo, ma io non so, siccome a me piacciono macchine, veramente. Tu in Germania che macchina hai, Franz mio? Tua macchina, tu, macchina tuo paese. Die Volkswagen Barcellona. Tu un po' ridere. ma onde vai? Franz mio. Ma io
nel grosso, perlomeno avere macchine tedesche tipo BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Oh ja, Ma no, Maggiolone, Volkswagen e poi. Volkswagen. Hier, Volkswagen. Ma ja. sì, dove chi sono macchine queste? Tu sai che macchina c'hai io? Sai che macchina? Was? Alfa Romeo 2000 Twin Spike. Wie schnell. Veloce, Veloce, ja. 200 all'ora, proprio Ja, veloce, bello. 200, ja, 200. Ist gut, ja. Da figurare che ave 140 cavalli. Cavalli di potenza. Tu camminare Alfa Romeo cavallo. No, ma chi capisce? Cavalli 140 dentro motore. Cavalli, come tu dici in Germania, cavalli potenza motore. Che potenza! Sì. Io pensavo che tu avevi 140 cavalli. No. E poi c'ave aria condizionata, fisco, tettuccio aperto e ave. Ma da chiaro sto mischiando che si sente. Ma aspetta. Ma sai che ave pure? Ave quattro betti tante. Sì, Cicchiuna che gira. No, ma che capisci? Quattro. Cicchiuna lega, leggera, girano, rote di lega. Fir, Capito? Sì, bene, la macchina bella. Solo, chi ti dirà a te, e ti mi frate? Ma che Ich spazieren. Tu spazzino. Spazieren. Sì, tu spazzino, quindi capisci perché tu in Germania e dopo hai un Maggiolone. Maggiolone. Sì, tu fai spazzino. E non ti preoccupare, in Italia sono operatori ecologici che non fai tu. Operatori ecologici. Tanti, tu almeno Germania, tu lavori. Io invece qua a Sicilia, non lavoro, niente. Niente. Io, come si dice in tedesco, disoccupato, senza lavoro, non lavoro, io disoccupato. Ma in Germania ce n'è lavoro. In Germany, ja, ich gerade Mercedes e Porsche, ja. Quindi se vieni in Germania qualche cosa. Buono. Gute Germania. Solo che, sai, mi promisero ritrasere forse io caso alla, come ci dico, alla forestale. Sì, a Ventizio, alla forestale. Io andare a studiare arbori, forestale. Tu Arbeiter. Io a studiare. Non cominciare, a studiare, che mi puncio. È come faccio a capire, aspetta. A studiare, sì. In tedesco. Sì, aspetta, ora ti faccio capire. Ma come capito? O vedi chi sto? No, manco io fumo, ma poi tu per necessità, non fumare, no. E chi sto è fuoco. Io astuto fuoco di arbori. Tu allora commentiero in italiano. Pompiere. Pompiere di arbole, pompiere di arbole. Ma che? Mamma mia, mi fa scantare. Guarda. Ma scusate, Haben Sie ein Bier? birra? Ja? Birra che significa? Birra? Ja, tu trinken Bier. Haben Sie? Sì. Franzi mio, dalle che c'hai qua? Birra da me, birra siciliana. Birra Messina. Schön. Ist gut. Buona. Birra. Messina, sì, una partita va Ja. Sicilia Birra. Birra siciliana, te. Oh, Dankeschön. Alla salute. Non me ne lasci tanto, non ti preoccupare, amici.
Tisci mio, ci voleva, salute. Vite. Buona birra, si non ne vuoi? A me tocca. Vite. Sì, a me tocca, buona. Ma scusate, chi è sto disegno che si vede che caso? Tatu. Tatu, chi è? Falla, come dite voi? Fai falla, sì. Papà, serpente. Secchino di animali. Ma che cazzo, dai. Falla, qui. Bene. E qui papà, tanti altri, vero? Fai vedere. Che sta facendo? Fai vedere, guarda. Ma che fate spogli? No, che ci sono tutti i domini, no, ci sono i signotti, del gruppo, chi cavolo si sta calati, no. Falla, I celli, ma no, non ci credo, sarai pieno di tatuaggi, mio no, mi piace. In Spagna anche in Spagna giovane per tanta. Tante, no, sì, pure in Italia, però a me non mi piace, non mi piace niente il tatuaggio. Bella. Farfalla, sì, la gente che andano a tre panne, vedo che di muro sarà un piacere proprio. Dimmi una cosa, io che c'ha la chitarra, perché io un solo un poco, mi fa sentire un po' di musica, amore. A chitarra tu, perché non suonare, passa un po' di tempo. No, la. E chi fa con la chitarra? La. Perché studiare chitarra chiesa. In chiesa? Messa beat. Una messa beat, ma che mi sta dicendo? Ma io non ti capisco, a messa beat delle volte. Ho capito, ma mi è piaciuto, quindi non ma la. Che c'è? Che è successo? È sbano. Ho finito. Che ho finito? Non è. Ho finito. Che devo dire? Aspetta, Franzi mio, aspetta, aspetta, non ne vai, vieni qua. Mi interessa un giovaio, lasciami un numero di telefono. Che numero del tuo telefono di casa? Io figlio. Figlio? Che è figlio? Capisci io? Non ti capisco. Telefono Franz. Telefono figlio. Figlio è 4. Punze, sì. Acte. Nine. Eine. Che l'hai lungo? Aspetta, chi non voi? Aspetta, Franzi mio, vedo. Aspetta, a me non ne sentiamo, se non c'è male a me non hai un numero di telefono. Ma che era simpatico sto cristiano veramente, ma chissà se mi potesse aiutare a cercare veramente un giovacchio, non avesse veramente bisogno, però mi ci passare 5 minuti per tranquilli, veramente veramente a posto, ci voleva, ma Mariella mia ancora non è venuto, io non capisco. Ma sono ricchi miei che stanno sentendo. Ma che ci sono altre le ferrovie, i succi sapeva che c'erano, ma le altre ancora no, va. Ma non è che viene di Cassuta, mi pare sano. Quattro, non è che. Ricattura, Buongiorno signora, ma eccomi che sentivo una mia colata e un capello non mi veniva. Ma prego, si accomoda, ma che simpatico. Ma lei che fa? Viaggia con Atto? Si chiama Pernaluna. Pernaluna. È stanca di viaggio. Stanca, certo. Però si vede signora che lei la tratta buona, come misa bella pasciuta, poi l'accarezza tutta, si vede che lei è un tipo che vuole bene all'animale. Sappi, signora mia, io quando ero picciotta aveva pure un cane, come si chiamava? Si chiamava Gazzosa, si chiamava. E solo lo chiamavamo così perché quando era Nico non voleva vivere latte, viveva solo un po' di Gazzosa. E ora ci ha restato questo nome. Però lei si vede che è una persona sensibile, poi così vestuta per bene, veramente. Ma si vuole accomodare signora? È tutto libero, tutto so, se vuole. No, se ne va. Va bene, arrivederci. Ma certo che stanno, ma se no me ne capitano tutti i tipi. Prima toccare un biglietto del rugnoso, poi Franz che mi fece a divertere. E ora signora Gatta,
Certo, simpatica veramente. Ma che c'è successo, signora? Ma chi è penso sta cosa? Ma saranno su questa fuochi, per madre. Ma aspettate, signora! Signora gatta! Signora! Signora! Maria, non mi sente! Ma stiamo arrivando, ma come faccio ad andare vicino? Signora! Come si ferma sto treno? Una volta c'era in freno, ma... Signora! Non è? Un tiro o non tiro? Ma che faccio? Signora! Io tiro! Maria, taglieranno! Maria! Aiuto, arrivi! Ma qua roba, qua ammazza, commette bombe, con scippa, con violenta, signori miei, è un manicomio, è un covo di delinquenti, è un rifugio di malavita. Ma io ho quasi 100 anni di onorato servizio, non aveva visto mai niente di simile. Non di meno ci penso io a dizzare Ciacarina a stu paese e pensare chiave picca che mi fece trasferire du continente e ancora non ci ha pigliato le misure giuste, ma non sa dire che manca per mia. Ci fa sapere io o marasciallo Benito Barbagno. Bah. Quando ero da capo era una Pasqua, signori miei, una Pasqua. Sì, ogni tanto qualche brigatista, qualche scandalo finanziario, qualche contrabbando di armi, ma ogni morte di papa. Poi sì, c'era qualche sequestro di persona, qualche cristiano sburiddato. Seriamente, maresciallo? Ma così, a tempo perso, però no, che sempre. Ma non di meno, Picciotti, che sono questioni che potremo affrontare in questo momento. Infatti. E allora, Picciotti, contatemi i fatti. Sì, certo. Mi raccomando. Solo i fatti, senza che ne perdiamo in chiacchiere. No. In primis, come vi chiamate tutte e due? Giusto, signor Marasciallo, mi presento. Io sono Ciccio Paolo Rappuglia, Fuccarmelo e di Catarina la Runchia, mia madre invece. E io Mariella Sciminà. Aspettate un attimo, facciamo le cose secondo il regole. Certo. Appuntato Marticano! Un terremoto! Ma non ne da mucci, non ne ti vigiolini! Hai detto sempre che io ti voglio qua, o mi cianco! Tu a stare alla destra do comandante se vuoi fare carriera, vuoi capire sì o no? Qui ma hai una testa pura però. Allora, non di meno, sai che fai? Va piglia una paramoto, lo sai che si fanno le sposte? All'Istevone, un po' di pazienza, piccolo. Sì, niente che faremo. Niente, ospiti. Ma giusto, t'ho portato. Come? Arrivano sti moto o no? Ecco, arriva. Ma che fa? Appuntato! Ma quando è? Ma dico, a chissà che fa? A sta tizia che fa pulizia, ci fa sapere io chi ci ha mandato, ti ha speccato un mandato di cattura, o quel velazzo, e ti imbricca fuori posto, ma dico, lei va a finire perché lei va a finire, ma veramente, oh! I modelli. Ma quando ne vuoi taste? Tu! E perché lui? Tu sono imponente. Ma Mattia cosa ti fece appuntato? Morisci cosa ti fece appuntato? Ma lascialo vecchio. Ti stanno buoni. Cercare di finirla. Ma dico, non sai che tutte cose neanche che le facevamo in doppia copia?
Scusa, Marcello, ma va a scusare che è stato... Allora, non di meno, ma piglia l'oggi mondoli e un discutare che tre buoni pure. Scusa. No, non ti preoccupare. Già me ne voglio dire. Mariella, raggiunge, ma tale che lo dici. Peggio pulite. Bravo. Allora, picciotti, ora viaggi di sti moduli. Nome, cognome, data di nascita, professioni, i soliti formalità. Ma non ora. No, prima parliamo. Ah, prima parliamo. Forza, giovanotto, confessa. Confesso? Ma che confessare? Maresciallo mio, chi c'è a dire giudice? Mi chiamo Ciccio Paolo Rampuglia. I fatti, giovanotto, i fatti. In generalità dopo. E rivolgete a mia con le iniziali maiuscole. Con le iniziali maiuscole? Ma che significa, Mariella? Conta ci ho fatto intanto. Va bene, allora, signor Maresciallo, va a sapere che io e la mezzita Mariella presente. Complimenti. Grazie, maresciallo. Ecco, io e la mezzita, come ci diceva, stavamo facendo un viaggio con Cugello. Motivo do viaggio? Motivo di viaggio, Turismo. Turismo, di piacere, viaggio di piacere. Tutta così dicono. Che meraviglia. Marticano, Comandi. va setta da macchina a scrivere. E scrivi siti e turisti. Ma che piacevole male? Continua. Bello rapporto. Continua. Va bene, allora, ci stava dicendo appunto sto fatto che io stavo facendo sto viaggio con Cugello, la mezzita, e mi ricordo maresciallo mio che faceva un cavolo, non c'eno, e io stava leggendo. Stavi leggendo? Sì, perché maresciallo mio non si può leggere. E so che stavi leggendo? Ma perché mi fa così, maresciallo mio? A rispondi! Oh, un giornaletto stava leggendo, maresciallo, non si può, non c'è, di so che era, di auto. Di macchine, di auto. Male, figlio mio! Perché male? Male, anzi malissimo! E intanto sei auto che sto stabilisco io! Ma veramente? E poi io all'età tua, Eh. e pure prima, io leggia Sherlock Holmes, Agatha Christie, o tenente Sheridan, o commissario Maigret. Oh, Willy, chisse, letture sane, forti, mascoli. Vabbè, conta ci sono Ma fatto. comunque, continua. Allora, maresciallo mio, ci sta contando fatto. E allora ci stava dicendo che io, a mezz'età Mariella, eravamo, non c'era assettati. Quando a un certo punto Mariella mi fa Cippi! Fermi tutti! E chi? Fermi! Silenzio! Che dici Mariella, che dici? Ma so questo CP! Che parlano 12K! Ma no, maresciallo mio, ma che sta capendo? Va, no, non stiamo a preoccupare. Va a sapere che Mariella mia, quando non ti metà, mi chiama con l'iniziale, va, di Ciccio Paolo, CP, Ciccio Paolo. E il viaggio in dozeno Sì. vi facete in intimità! Ma no, come maresciallo mio, ma Marticano, Comandi. scrivi! CP è intimità! Poi piglia codice penale e cerca atti osceni in luogo pubblico! Ma E vedi quanto anni di carcere sono previsti! ma che figlio? Continua, Bendomeo, continua! Non sta confondendo, ma Continua. guardaci tu, io non ci voglio più parlare. Maresciallo, tu state tranquillo. Io mi sto tranquillo, ma già mi Ci sono sta fatto sì, che sai che tu ti piglia per fissa, Ma no, Allora, maresciallo, che dici se sto fatto ciò conto io? ma le conto. Signorina, per sua norma e regola, caringia, i domani li faccio io, o sottoscritto, Marasciallo Benito Parpagno. Vabbè, Signorina, non di meno, se vuole continuare, continuate. ma ve lo dice, allora, neanche erano un capogeno. Sì, vedo. E CP, cao, mezzito, incontrava una signora. Questa signora era nello scompartimento e poi dopo arriva alla stazione e quindi scennio. Mentre scennio perse un portafoglio. Un mezzito giustamente la chiamavo, si mise a buciare mentre il treno stava ripartendo. Allora io che feci? Tirava subito lo freno d'emergenza. Successo un corri, ma va a credere. Maria, che Chi se ho fatto nuro e crudo. Nuro? No, dico ho fatto. Nuro e crudo, ma lasciarlo veramente. Signorina. E ora siamo qua per fare sta denuncia. E basta. Signorina, finio,
Sì, finivo, mi dici. Ma lei era presente ai fatti, sì o no? Ma veramente proprio in questo momento non c'era. No. E allora come fa a parlare? Ma perché Ma che già, se maresciallo me ci contare tutti così, appena mi avete dato il naso. E lei, signorina, non era allora le fatte? Maresciallo, io giusto in questo momento vi aiuto in bagno. Sì. E nell'altra carrozza incontrai un'amica mia che veniva di Roma. Ida a Mezzagusto aveva avuto sua figlia, una piccerita, Tindarina si chiama. Tindarina? Tindarina. E siccome aveva veramente assai con la veria ne fecimo tanto preo e quindi in questo momento non c'era. Va bene, signorina, capisco che lei non di meno c'ha un alibi tutto riverificare però. E c'è di verificare, sì. Ma sta amica sua è disposta a venire a testimoniare in tribunale? In tribunale, ma chi deve fare la verità? Ma maresciallo. Lasciamo perdere, va, torniamo a sta signora. Sì. Allora, giovanotto, Sì. com'era sta signora? Com'era? Alta, vascia, vecchia, picciotta, bella l'aria. Avanti, sputa tutta la verità, sputa! Maresciallo, basta non fa così, ma non mi fa confondere un attimino. Io ce l'hai tutta a casa, precisa, identica, sta facendo la registrazione, è stato un anno indietro e sta venendo. Dunque, io ci posso dire che la signora non era proprio alta, no, era sì alta, però era a tipo più bascia, ma che ci potesse dire, normale, mezza altezza, poi vecchia, no, era, sì, ma manco però picciotta, va, non è male, va, che ci posso dire, maresciallo, non mi ricordo un po', no? Era vecchio, picciotta. Ma no, era un tipo fine, ecco, veramente di classe, una femmina di classe. Magnifico denti chitti, magnifico, ma come vi hai capito? Capite, ne aveva assai in abbondanza, mi ricordo che l'aveva longhi fino a camera, sì, ma però non è che era longhi così, però magari un po' più efficiente, va, erano, non è male, va, e poi erano scuri, ma però non è che erano proprio scuri, un riflesso un poco chiaro. Non mi ricordo, maresciallo, non mi ricordo buono, mi ricordo che era una persona appunto fina, distinta, Ma via qualche... Lei continua a dire distinta, no, una sola c'è dentro mondo, una. Ora vieni che la pigliamo subito, la pigliamo. Ma dico, ma qualche particolare? Aveva qualche segno particolare? Sì, ora che mi ci fa pensare, mi ricordo, sì, perché appena c'è stato, sta signora mi impressionava, perché aveva un parrocchiale nivolo risultante la via. E poi? Ma che schifo di denti che tieni, insomma? Ma dico, ma che saccio? Una via, cicatrici, taccaspillo, pistole, zicchi-zacchi. No, ma adesso non tutto questo, no. Per ora che mi fa pensare, una cosa pure particolare, la via, sì, quando c'è sia, la via a mano mise al braccetto una coffa, sai chi si rifimini? Sì, con dita nata! Nata, sì, perché non si può! Dicesti nata? Sì, maresciallo mio, non so buono. E che colore era sta? Ma che ne faccio, E maresciallo? che razza era? Ma io che ne vedo? Ma dico, a tassa ce l'aveva pagato? Maresciallo! Non di meno! Vuoi parlare sì o no? O vuoi che ti sbattorino per Ma grandicezza? maresciallo mio, ma che ne sa? A me manco mi piacciono le altre, se vuole sapere. Ma a me mi disse solo una cosa, che era stanno al viaggio, mi disse. Ma cui, atta! No, signora! Purata! Tutte e due mi sta confondendo, maresciallo mio. Mi sta confondendo. E come si chiama? Come si chiama? Mi dissi come si chiama? Per la luna si chiama! Ma qua, signora! No, alta! Ma... Giovanotto! Giovanotto, senza fare tanto spiritoso con mia. Come si chiama? A signora! Un nosaccio, come si chiama? Un monizzo, un nappetempo! Ma ne so come lascio durante tutto il viaggio? Ma che parliamo, un viaggio? Ma quale viaggio è viaggio? Maresciallo mio, fu un attimo, per trasire uno scompartimento, parlavamo di atti, parlavamo di cane, ma se vuole sapere la verità, parlavo solo io mi calava la testa e mi diceva di sì, maresciallo mio. Giovanotto, maresciallo. l'iniziale maiuscolo ti raccomando. E poi dimmi una cosa, parlasto di cani, di atti e di succi picchino. Ma che la succi, ma iniziamo, io non capisco. E
finisce, c'hai giovanotto non di meno, come un naiciato. Lauciato. Giunta questo fatto senza picchiolare, chi non lo vede, che lo fa apposta. Avanti. Marasciallo! Non ce ne fu tempo! Oh! Ma che fai? Chi li fissi? Tu mi fissa mi picchi? No, ma lei Ma come ti permetti? A tia, ti finisci male! Ma lasciamo dire a così! Ma te caro, mi pare mai? Tu ancora continuare. Ma che capisco? Ci sono un appe tempo perché la signora se ne non c'è, che c'ha a dire? E fu dunque danno, come dichiaravo Andura che presente zita signorina Mariella signorina Mariella Ciminna, che sta misteriosa signora Scinnenno Rugeno Cicario, un reperto numero 1. Signori miei, ma questo è un problema. È un problema. E che è un problema? Cicario, o persi o e tao. Ma Alessandro, mi pare che copesse, poi uno sa. Ma il Tecano, Comandi! a che punto siamo come verbale? Ah, hai scritto, cacca. Allora. Hai scritto. Sì. Turisti. CP. E intimità. Una che parlavamo e ha scritto 4 cose. Ma chi si va dettato? Vai in casa. Appuntato? Lo completiamo dopo. Sì. Oh, verbale. Ora scrivi reperto numero 1, Sattino. Ma che fai? A cercare un trattino. Madre mia, madonna Upersi o non persi? Punto interrogativo. È sempre cose difficili da dettare. Chisso è un dilemma. dilemma. Ma sta frase mi piace. Ah, ci piace. La ripetere più spesso. Sì, ma non date questa televisione. Chisso è un dilemma. Ma allora, giovanotto, tu vuoi istigare un reperto numero 1? Ma Resciallo, io ho visto, ripeto, questa signora, con tutte le congiunture che lei sta buttando un messaggio, ma se no, veramente, va. Ma se no, ma Resciallo, ma le sei fatte me e basta, va, parlare chiaro e soddisfazione. Ma che l'avesse pigliato su portafoglio, dopo, che avessi chiamata signora e soprattutto che avessi dato un freno a mano e che avessi venuto qua a fare questa denuncia che sono confuso. Nobile gesto, giovanotto, nobile gesto. Sì, raro esempio di senso civile, che tempi che corrono poi. Sì. Ma Resciallo, ma che dice? Non fossi ora di trovare sta misteriosa signora e ritornarci su portafoglio così ne altri nel pentano? Signorina, ci ripeto, che carinza, l'indagine li conosco io. L'abbiamo capito. Oh, non di meno, diremo un reperto numero 1. Vaticano, un reperto. Ma perché ce l'hai? È finito. 5 minuti e me ne vado, perché già mi annoiavo che se loro. Un po' di pazienza. No, ma niente, tanto avevamo pazienza. Una mattinata stiamo qua. Un reperto numero 1, ok? E allora, lasciamo. Lo trovo. Reperto numero 1. Numero 1. Sì. Ce ne sono 2, 3, 4, quanti ce n'è? Reperto numero 1. Chi c'è dentro? Ma che ne sa, ma Resciallo, ma come ce l'ha a dire? Io quando vedi sto portafoglio costituito, mi chiamo così com'era e ci vino a buttare il che ne sa, ma E allora? E allora vedremo di aprire questo portafoglio e vedremo di trovare qualche cosa così all'estremo. Sante parole. Elementare, Watson. Elementare. Comunissi non di meno Sherlock Holmes al suo fidato amico e dottore Watson. Quest'auto. Manticano! Comandi! Mettiti subito un contatto con la scientifica. È così. La scientifica. Ma che dici? No. Scientifica. Lascia mettere la scientifica. L'affronto io, ripeto sta cosa. Sì, l'affrontasse L'affronto io. E che sto Affronto io. con me? Manticano!
Comandi. Ma l'artificiere vinnero capo. Veramente finora non ha scoppiato. Assettati di un'aula. Maresciallo, ora visti piano piano. Ma lo vai a dire? Ma carabinieri, io mi scanto, Ah, come è scoppiato? Boh. Ah, certo, all'auto, scoppiato. Non il documento c'è. Come, non c'è niente? Ci sono qua quattro spiccioli. Ah, c'è un biglietto. C'è un biglietto. Con un nome, un cognome e un numero di telefono. Signoruzzo, vi ringrazio. Non di meno, stai leggendo. Un galegista, se allestisse. Leggio Leggiste. Bianca Busilles. Io non mi dici proprio niente. Pensa mia. Silenzio! Silenzio. Matticano, Comandi. fai sto numero e senti quel che ti risponde. Speriamo ci rispondesse qualcuno. Maresciallo. Che? Mi dice che il numero è inesistente. Ma non è che sbagliasse qualche numero? No, Perché precisi, sei capace di precisi, precisi. Ma lasciarlo, vedessi che ultimamente hanno cangiato un sacco di numeri, pure una mezz'ora cangiato i numeri di telefono. Allora ci vuole un'idea geniale. Quando consulto o Vangelo, un manuale di l'arma benemerita, appuntato, pigliò il braccio. Ma qual è il braccio? Ma lasciarlo, ma non fosse meglio fare un'indagine, come si dice, anagrafica? E ne levamo sto pensiero. Signorina, lei ci insiste, Oh. ci disse che là va a finire. Finisce la maniera. Ma lo sapete che è proprio la prossima mossa che voleva fare? Ma che dici? Sì. Matticano, Comandi. lascia stare il braccio e il telefono comune e ti fai passare l'ufficiale d'anagrafe. Cosa non può sapere? Chissà se può sappiano io. Vabbè, anzi, prima di telefonarci, riccichi, anzi, riccichi, meglio, riccichi, o comandante maresciallo Parpagno l'ammita, o convoca qua, in caserma, subito. Mi sono spiegato? Comandi, signor sì. Un attimo, vedremo qua. Sì, ne ha verità, ormai un euro ci dice. Buongiorno, qui la caserma dei carabinieri. Vorrei parlare con Cosimo Cosapiano. Ora mo passano. Ragionieri, o maresciallo Mirissi chi? Va bene qua. No. Guarda, vengo io qua. Allora vengo a picchio io. Però mi va a fare aspettare tanto perché i vigili urbani mi fanno contaminazione. Che è questo? 5 minuti. Salutato. Allora ci vai, tu Vabbè, niente, ne facciamo completiamo la deposizione. Sì, completiamo. Sta signora è vostra amica, conoscente, non lo so, parente. Ma facciamo a dire, Maresciallo, non l'abbiamo vista la prima volta, capito? Ma Io mai vista. Certo, lei mai vista? Mai vista. Ma sta questione, sta signora, che stiamo parlando. Ma chi? Ma non ce la a dire, ma lasciarlo. Neanche non l'hanno visto mai, non sapevo niente di sta signora. E ora andiamo a spilugliare, veniamo qua per fare questa denuncia e me ne voglio dire, sono stanca. Hanno perso una mattinata inutile. Signorina, io capisco che lei è stanca, è nervosa. Ma abbastanza. E perciò io la capisco. Sì. Però in futuro, sentisse a mia, A lei sento. si rassena calmata davanti all'autorità costituita. Va bene? Va bene. Matticano, facciamoci firmare il suo verbale e li facciamo ir questa volta. Questa volta, la prossima volta ne arresta. All'insieme. Non affermare che così facciamoci firmare queste cose. Prima signora. Prima mia, certo. Prima mia. Mariella Ciminna. Ecco. Grazie. A lei studiamo lì. Oh, a posto? Volete dire cose? Va bene. Me ne potete dire per ora. Monine, Mariella. Oh, vi raccomando,
tenetevi tutte e due a disposizione. Certo, ma che ci mancasse altro. Arrivederci. Arrivederci. E tante grazie. Arrivederci. Ma dico, ma come ci veniamo stamattina a casa? Buongiorno. Allora che fai? Allora lascialo. Vai al comune? Vai al comune, qua piglio sul ragioniere Sì. e lo può toccare. Sì, ti raccomando, piglia un berretto se ce l'hai. Ah, berretto, che se no con dimensione ti fanno. Allora. Un fare taglio, No, ho tempo che piglio la camionetta e ce vai. Va bene, Salutami. a dopo, appuntato. Ma che caso rosicato! 10 piccoli indiani di Agatha Christie a tenere una fiamma di piccerine era rasino, si sta presentando un santo sabato, sì. E mi spinnisce ci rivendo pure o fine settimana. Sì. Ma io non mi posso permettere che mi va male qua a Gemolina. Io me la spirugliare stanno stesso, sta camurria. Una settimana che combatto coame, galleggiante, chiuma, carne, lenze, avacca, e ora il tempo mi accompagna. Signore, non c'è a fare busilles che tene. Io domani, custa chiddo che custa, ma mi naghire a pescare, a pescare. Busilles, una decina d'anni che sai questo nome. Un ragioniere? O segui il ragioniere, prego. Salutiamo Masciallo, c'è cosa? C'è cosa? Certo che c'è cosa, se no che facciamo? Andiamo a chiamare? Che mi sape contare di sta Busilles? Mi decisse. Un nome no, lei ora, no? Ma che facciamo? Giocavamo con il ragioniere? Va bene. Prima io ci dico. Quindi parlavo l'appuntato Mantecano, no? Ragioniere, prima dell'appuntato e di mia. Lei vuole dire prima allora? Vabbè, va, prima, sì, va bene. Avvocato Busilles. Maresciallo, magari mi stai con voi. Ma che è successo? Famiglia di Stanga era una persona dignissima, sì, e assai nota a tutto il paese. All'epoca lo studio legale Busilles era l'unico che ci contare. Maresciallo, e tutti, e dico tutti, i che avevano qualche problema, che segnano all'avvocato. Tante a credenza, e l'avvocato addirittura gratis. Sì, pure per questo io penso che era rispettato e ben voluto da tutti. Stavo a figurare poi che anni prima era stato quello sindaco del paese. Sì. Però un potendo fare sia l'uno che l'altro e un potendo rinunziare alla professione, abbandona la politica. E tu poi che ne aveva soci, no, era tutto casa e ufficio. Faceva una vita ritirata. Tanto quando ora sì all'ufficio di Busilles e io era come si dice, l'apprendista segretario, come si dice, fattore, ma per farci capire meglio era il suo braccio destro e il chitto sinistro. I fatti, il ragioniere, i fatti, ma sta scelta bianca, sta scelta bianca Busilles, che rapporto c'è tra i due? Ma lasciala, non ti arrabbiare, sa piccare un burro. Sì, state comodo, da toccare. Io quando conoscevo l'avvocato era un uomo di mezza età ed era già vivo, mentre Bianca era la sua unica figlia. Bianca quindi cresceva senza madre, senza l'amore, la guida da madre, e di nica sta picciuttetta cresceva tranquilla squeta, sì. Poi l'anno che io lasciai lo studio notarile, lo studio legale, Bianca aveva 18 anni. Sì, ci penso benissimo, perché così danno un periodo in cui fu approvata la legge che puntava a 18 anni alla maggiore età. E tanto l'avvocato mi incaricava di accattare
un mazzo di rose, mi pare, sì, di rose rosse, 18 per l'esattezza. Lasciato, mi disse che Bianca era una bella picciotta, bionda, capelli lunghi, che boccoli e due occhi, maresciallo. Ragioniere, un scemo fuori lo semenato, per favore. Mi contasse fatto. Va. Che c'è? Sei emozionato? Appuntato? Piglia, lascia un bicchiere d'acqua. Ragioniere. Piglia un bicchiere d'acqua. Allora, piano piano. Ma appuntato, ma che non si dice? Non è tardo. Ora vedremo. Ma che caspitina fa? Ma che viene che vi fai fare la doccia? L'ho appuntato e vi farmi rimproverare un maresciallo. Oh! Mi disse che t'anno pure io era picciotto. Sì, e dopo qualche giorno, il 1° ottobre, fu assunto comune. Lo so, non è che feci una bella carriera, esatto. Che diventavo funzionario capo. Complimenti verissimi. Ragioniere, ma siamo però ancora a punto di partenza. Quagliamo, ragioniere, quagliamo. Ma mi parlasse di sta picciotta, per favore. Maresciallo, dopo dei anni è un pugno tanto informato. Vedi la verità, ci posso puntare solo le voci che curano paese. Sì, dicevano che Bianca se ne aiuta all'università, che ha fatto perdere le tracce. E poi addirittura qualcuno disse che era molto. Ah sì? Sì, ma non si ricordava buono come. Ma dico, è un padre, l'avvocato. L'avvocato buonanima ci ha passato una decina d'anni fa e si disse di crepacuore. Ma dico, ma sta picciotta a cui frequentava, chissà, cioè era zita, aveva amici, vedremo un po' di stringere il ragioniere, perché lei mi dà l'impressione che è annichetta reticente. Ma che state dicendo? Quale reticente? Vi disse che stiamo parlando di vicende vecchie. Stia calmo, ragioniere. E chi dice che si fanno se ricordi alla memoria, vengono a picca, ma che dici? Poi io a mia memoria non è che ho chiesto una volta, comunque lei vuole sapere se aveva amici. Sei un capicchizzo. E ora ce lo dico, piano piano, guarda, che cos'è? Sì, piano piano, certo, si chiama cosa piano. Prego. Allora perché poi Ma avanti. Quindi Bianca era ingazzata con Serafino Prepuzio. Con Serafino Prepuzio, inteso Prepuzio Fino. Prepuzio Fino? Sì, Tito era un figlio del primario dell'ospedale e dottore pure lui. Sì, dottore. Mentre amica del cuore era la signorina Pippa Quarana. Pippa? Quarana. Sì, chi che aveva un negozio di abiti bianchi e di pellicce o Cassero. Vicino a Cattedrale. Sì, poi infine. Come c'era? C'era o non c'era? Pallazzo, ragioniere. Ma lascialo me, c'era o non c'era, io manco niente ne capisco che erano sti lui, va. Era il professore Giulio Cesare Prodomosua. Professore Giulio Cesare Prodomosua. Sì, tanto un diritto testa caura. Testa caura? Sì, perché era simpatizzante da sinistra extraparlamentare. E si puntava addirittura. Sessantottino si puntava addirittura che è stato lì durante l'occupazione dell'università. Ma poi un taccio. Ma c'erano parenti in circolazione ragioniere o no? Dico, ce n'erano parenti, cose? No, nulla che io sappia, almeno. Ora ci faccio l'ultima domanda e poi se ne puoi dire. Finalmente. Ma dico, ma secondo lei che ci viene a fare giorno che sta Bianca Busilles? Ma lascialo mio, questo se lo va a vedere lei, perché lei era chiappa fantasmi di turno, no? Che faceva? Va bene, ragioniere, abbiamo capito, si può dire, però si tenesse a disposizione o l'assasso paese. Ma vedi che sono indagato pure io? Lei si sta esagerando qua, si sta esagerando! Stia calmo, ragioniere! Comunque, la saluto, maresciallo. Arrivederci, ragioniere. Vabbè, guarda via. Accompagna il ragioniere prima che Che surata, signore. Ora, cavolo, tu pigli questo bigliettino, questo bello bigliettino, donde ci sono i tre nominativi, va bene? Ti piglia macchina di servizio, sperando che c'è benzina, 5.000 poi a sirene a domati mi cerca chi si tiene me ne puoi teccare e dici chi
Anzi, riccichi! Meglio riccichi bello subito qua, subito, perché sennò ci facciamo spiccare un mandato di cattura, un mandato di comparizione. Va bene? Va bene. Ma perché dammi l'orologio appuntato? Lascia, è ora mangiare. Un zipistia stiorno! Che manco si mangia. Un zipistia! Quasi. Te! Allora, Ma piglia chi se? ma piglia chi sei? Che la macchina. Che la macchina di servizio, vedi se c'è benzina però. 25.000 al giorno, giusto? Va. Ma, sto caso Busillis sta diventando una camorria che scocca, signori miei. Ora scaccio un bisolino, vedremo, rifletto un poco su sto caso intricato. Marasciallo Parpagna. Come chiama? Quello. Marasciallo, sono io, Bianca. Ah, signorina Bianca, ma scusate, ma io non me l'aspettavo sua visita. Marasciallo, tu vieni a mettere a me festa. A sua festa, signorina? Sì, a me festa di compleanno. Un compleanno, signorina Bianca, e quanti anni fa? Faccio 18 anni giusto stiorno. Auguri di vero cuore, signorina. E io, invece, povero vecchio, a tenere a lei un sogno più buono a niente, su. Marasciallo, un mille lungo a me festa. Me mangi, mi scivo, che ho l'amica e ancora di mura. Me mangi. È sempre affascinato con cause e tribunali e l'unica cosa che fece fu mandare i figlioli con suo corazzone. Ma e i suoi amici, signorina? L'amici suoi? Tutti hanno qualcuno che ci vuole bene, tranne io. Non hai famiglia, non hai amici, non hai nudo. Lei è l'unico amico, o solo parente. Ma no, signorina, non dici queste cose. Vedi che più tardi vengono tutti, vengono per ballare, per brindare, per portarci regali. Regali? Napita, ma senza amore, sono solo scatole di fesserie e menzogne. Prima o poi viene l'amore, signorina. Non posso più aspettare. Signorina, ma lei è scausa. E sto passo si piglia una punta. Can fa freddo, non c'è musica, il tempo passa. Sì. Signorina, per favore, non piangissi, lei è così bella, così picciotta, e le cose prima o poi vedessi che si aggiustano. Signorina, non zennissi. Non ci voleva dire, signorina, signorina, signorina. Marascià, Qui, io ho un sogno, appuntato. appuntato che? Come che mi va a pigliare gli soggetti dell'affare Busillis. E che soggetti? Bianca. Quali soggetti? Che soggetti di Bianca Busillis, la scocca. Ah, sì. Sono qua. Falle giasse. Sì, falle giasse. Accomodatevi. Buongiorno. Maresciallo, protesto apertis verbis. Ci pare giusto, prelevato da autorità in casa mia, davanti di me, mentre stiamo mangiando. Ma siamo nello stato di diritto o nello stato di polizia? Est modus in rebus, maresciallo. Tutto questo è incostituzionale. E a proposito di Costituzione, poiché che una copia, ci facciamo un bel ripasso e una bella lezione. A che non
conosciamo la Costituzione, la conosciamo. Signori, prego, accomodatevi. Prego, signorina. Grazie. Si accomodi. Grazie. Lei è? Io sogno il professore Giulio Cesare Prodomo Sua, titolare della cattedra di latino e greco al liceo, per servirla. Me l'abbiamo immaginato. Me l'abbiamo immaginato. Professore, Aligi e Ligi è un nicanusci galateo. E lei invece è quello. Io sono il dottor Serafino Prepuzio, specialista in ginecologia, proprietario nonché primario della clinica privata Ultrasalus, conosciuta in Sicilia e in tutto il mondo. Complimenti. Prego. Lei scommetto che è signorina... Signorina Pippa Guarana. Maresciallo, io ancora non so il vero motivo per cui sono qua. So solo che, perché lo sto vedendo, che sta divisa che portate è un pochino fuori di moda. E per abbordare, maresciallo, tagliassi qua, non rampimmina come a mia. Io sogno conosciuta perché hai una boutique di abiti bianchi e pellicce da Suttao Cassero, vicino a Cassero. Sì, e di moda io me ne intendo, però anche se sta divisa è un po' passata di moda, maresciallo, come si fa a resistere facendo una divisa? Io mi credo, non ci so resistere, maresciallo, non ci resisto. Signorina Guarana. Sì, mi dica. Dottore Prepuzio. Sì. Professore Prodomo Sua. Vengo subito punto. O motivo di sta simpatica rimpatriata. La questione è delicata assai. È maledettamente seria. E tutti dico tutti ci siete implicati. Implicate? Ma implicate di so, come lasciate? Maresciallo, finimola questa farsa e tirassi fuori il caso Subelli, il motivo vero di questa guerra. Maresciallo, io sono sconcertata e offesa, ma soprattutto mi reputo illibata e innocente. E poi, onestamente, questi due signori io non li conosco e non li ho mai visti. Busillis, Bianca Busillis. Bianca! Non era molto. Ma che ci viene a sfocurare? E che ne sa? Tutto questo a me risulta assurdo. Tu sto zitto, e tu la conoscisti meglio di tutti gli altri. Sì, ma l'amica Rucore, a conferenza, a Ruffiana eri tu. E poi da Bianca si faceva ciossare con un barello nostro che non con mia, specialmente nell'ultimo periodo. Ah già, maresciallo, professore, l'ideologo, chi giocava a Costituzione. Sì, a contestazione, sì. Dai, maresciallo. Meno male con le canoscia. Non si conoscevano, E ogni tanto mi vedi qualche lapis. Vero è, ognuno di noi è espressione del proprio tempo vissuto e quello per me è stato frutto della mia vivacità giovanile. E tornando a Bianca, Ida con mia si divertia, poteva ridere, scherzare ed anche suonare. Cottia, che poteva fare? Solo fumare, sniffare come solito e anche bucare, se è vero? Grandissimo Pomarolo consigliato! Signorina. Dice menzogne! Maresciallo, sta dicendo menzogne! Da povera Bianca, maresciallo, da povera Bianca! Solo con mia parlava e solo con mia si sfogava perché io era l'unica che la sapeva capire e la sapeva pure consigliare e no come a chi si non ti saleste un segnale che pensavano sulla puttana di la e a smalti la lei tutte noi perché io lei aveva credere a mia maresciallo aveva credere a mia perché io poi testimone oculata perché quest'occhi ti metti tutte cose e no ma che sei voi consigliate calma ti faccio ricordare a te e all'amico tuo
Chittanno, io e Bianca eravamo zite e che ne avevamo maritato al più presto, appena avevamo si pigliato laurea. Veramente, a mia tutto questo non mi confinfera. Anzi, io ve l'assicuro che nel suo matrimonio non se ne sia fatto un resto renente. Monsignore, maresciallo, lo sappiano tutti, no paesi, che si sceglievano ognuno sì e ognuno sì. Anzi, maresciallo, addirittura mi hanno detto un paese che si avevano lasciato. Ma che vai condanno? Per fare un giallo. A me? A tia. Che dice? Mi sta giuriando. Chi sta giuliando? Mi sta giuriando, maresciallo, mi sta giuriando. Signorina, Senta, mi sto la puntiva versione in io, chi si do che ero sciarlatini di zite. Fusto io a lui a rovinare la picciotta. Senti, tu che uso sulla gioca. E tu con tutti i sovversivi caive. Medico, cura te stesso! Meglio avere idee discutibili come la mia e non avere per testa una cucuzza vacante come Mattia che mettesti da picciotta da vera confusione! Oh, terrorista, aspetta te! Ma sapere... Ma perché? Ma perché? Tu volessi negare, tu vuoi negare, ma lasciarlo calma, sogno. Calma, lo sape come so che fece sto professore? Quando era zita, il dottore professore, il professore. Lo sape che fece? Quando era zita con la povera Bianca, la meschina che vuole cose di femmine, ci venne un piccolo ritardo. Idro, lasciato. Lo sape come si scaldava? Sì, era piccolo. Subito corrivo a farci fare esame di sangue e esame d'urina. Tu volessi legare? Grazie cognitore, un aspirante medico, ginecologo, impectore, fu veramente una soluzione, Ma nata l'ignorante che sei. A viaggio lui, sì. Da picciotta si sta curando l'anemia per fare tutta questa analisi. Ma poi dimmi una cosa, signorina Guarana. Sì, esatto. Tu ne sta pigliando tutti questi rambiccioli per rapire un negozio di pellicce da casa. Mia! No. Io onestamente mi devo ragnare. Non c'entro con Mattia. Aspettate, mi ha lasciato. Non c'entro con Mattia. Che faceva botte clandestini a Tausco. E tu, professore dei festivali, facendo lezioni di latino e greco. Senza pagare il citato. Ma lasciate! siamo in una casata di carabinieri! Che c'è? Chi sta si sente male? E dacci a ricchiare l'acqua! Mi sento! Ma dimmi una cosa, ma tu non hai zii America? Ma che io saccio no, perché? No, ma dico zii, parenti, dei tuoi parenti magari. Ma ora che ci penso, forse... Ma ne se ti spremi ti esce qualche cosa, venuta chiara, dai. Lo frate di mio nonno Mommo. Sì, ma io manco mi ricordo più come si chiama. Io dico che ho stati 100 anni fa emigrava in America e poveretto invece di pigliare un vapore che lo portava all'America ricca, che ci succede? Di scoppare all'America scarsa, che sa già Argentina, Venezuela, un paese di questo. Ma certe volte ci vuole pure fortuna, Rico, a emigrare e soprattutto anche a pigliare la nave giusta, chi che ti poi dall'America del È vero. Ma tu perché me la domandaste? Dico, te la domando perché una volta che siamo qua, da sto studio Runotaro,
io dico senza Dio ci avessi stato magari qualche tuo appunto lontano parente che si trovava anche in America, chi da più meno ricca, però dopo sempre pensandoci c'è bestiame, c'è petrolio, ci sono telenovelas e magari cuore mio t'avessi lasciato erede universale di una grandissima fortuna. Tu lo immagini cuore mio? Risolvissimo tutti i nostri problemi. Ma quando mai? Ste cose succedono solo nel cinema e manco sparte. Perché ora le gente sono tutte esperte e non ammuccano più queste fissarie. Ragione, ma sai queste cose ora indago un pochettino cara signorina. Ma che ne sai, Chita? Aspettiamo notaro. Vabbè, non mandato. Signorina? Sì, prego. Signorina, mi scusasse, ma come si chiama qua? Titolare caro studio? Ce lo dico subito. Sì. Notaro delegatis, per la precisione Don Iachino delegatis. Tante, vero? Ma scusate signorina, ma non è che lei eventualmente sapesse perché ne convocavo qua? Ma mi dicete una cosa, ma come fostiamo convocati? In che senso come fummo convocati? Che vuole dire? Va? Messaggio, fostiamo convocati con lite ordinaria, con raccomandato espresso, con telefono, con telegramma, con telefax, oppure con appuntamento aperto o concordato. No, ma perché c'è differenza con tutti questi conventori che mi sta dicendo? Certo, ci spiego subito, c'è una differenza enorme, perché a secondo di un metodo adoperato per la convocazione si può trattare di autentica procura cambiale, oppure di rogito, di ipoteca, oppure di testamento, oppure di eredità, a picchia e lassa. Uiri, che c'è qualche cosa. Signorina, aspettate, ci sto anzitutto. Ma lei come si chiama, signorina? Ci dico subito, liturgica piacere. Liturgica si chiama, ma che grande nome chiave, signorina mia. Ma veramente, non sa perché io non ho parlato mai con una signorina con un nome così importante? Grazie. Liturgica. Ma che gentile lei. Ma mi dicesse una cosa, signora, ma siccome lei parlava appunto di eredità, alla seppiglia, ma quando mai si è sentito dire per mia l'eredità è una cosa sola, piglia, quando mai si è sentito dire che non lazza l'eredità, va, no. No, caro amico, no, signor mio, non è come dice lei, perché non sempre l'eredità s'afferra. Certi voti, e sottolineo certi voti, non conviene, però prima l'erede hanno firmato una dichiarazione e sta dichiarazione si chiama accettazione con beneficio d'inventario. E allora sapete che si fa? Che si fa? Allora si tirano i somme e il gioco civile si gioca con meno oppure no, e solo danno s'afferra oppure si moccia. Ecco, capisci quante conventure che ci vabbè, sono? ma lo facciamo spiegare al notaro. Certo, signorina mia, chi c'è nelle leggi complicate, va, veramente sta sentendo un sacco di cose, ma. No. Sono gli uomini a essere complicati e poi più dopo le leggi e poi più ultimo i notara. Certo, però signorina mia, da tutte queste cose che sta dicendo lei, ma lei conosce veramente un sacco di cose, ma pure lei potesse essere un notaro, signorina. Io la ringrazio, ma purtroppo non è così, io sono una semplice impiegata, anzi, a più anziana dell'ufficio. Ma si vede, signorina! Sì. Ma nel senso no, ma chi capisce, signorina mia, si vede che lei è l'impiegata più esperta, che ha 6 anni che lavora nel nostro ufficio. Chi capisce, no? Venisse ribabbiare, venisse. No, buono. Certo, signorina mia, che è uno studio locale, bello, orologio veramente, ma un notaro va a guadagnare assai, non è vero? Ma lei sa quanto ci vuole per diventare notara? No, quanto ci vuole? Anni di studio, certo. e poi sa a fare un concorso, e poi sa a fissare una cauzione, e poi sa a fare un giuramento, e un giuramento è sacro, un nebabbio, e poi più ultimo ci vuole pure l'età. Ci vuole l'età? E che età ci vuole? Meno di 50 anni. Io
purtroppo li superai abbondantemente. Si vede, ma mi dicesse, ma qua, non sape signorina mia che lei non dimostra assolutamente, ma io che ho sei di 40, ma no che dico 40, 109, no, ma 106 anni non ce ne leva nulla, signorina, è piano, ma detta mia, Aspetta, non puoi signorina. Oh, non si preoccupare, signor mio, purtroppo la devo contraddire perché sape, l'anagrafe è anagrafe, non si babbia e io mi posso ammucciare Devo dire, signorina sta travagliando e tu la incoitare sempre. No, signorina mia, non si pigliassi collora, sape, lo suo amico è veramente troppo simpatico, sì. E poi sape, tu chiacchiere ogni tanto fanno passare fretta la giornata, ecco. Certo, certo. Signorina mia, comunque ci dico che chi sono lei amico mio. Ah no? No, chi sei zito mio. Ah, sono zitto. Ho capito? Sì. Mi scusasse zitto da signorina, Sì. lei come si chiama? Vero, io mi presentavo, signorina, sono Ciccio Paolo Rappuglia per servirla. Lo posso chiamare solo Ciccio Paola? Puro. Ciccio Paolo, Sì, mi sentisse, lei lo sa che ho primo che si aduna di sto fatto. Di quale fatto, signorina? Non mi facessi stare sulle spine. Ciccio Paolo, di regola l'età di una signora non si dice, ma a lei ci voglio fare sta conferenza. Facissima. Ci dico subito, Sì. sono 52 a novembre, scoppione, ascendente balanza, che ce ne pare? Chi mi pare, signorina mia, chi lei se li porta bobone, sti anni, veramente, Ma lei lo sa, so che ci vuole per mantenersi. No, non lo so che ci Lo dico vuole. subito. Io, ci una settimana, palestra. Sì. Niente fumo, niente alcol, no. A droga ne parliamo e poi sabato non parrucchiere, non me la va a levare nulla. E più ultimo, una volta l'anno i cure del mare. Ma veramente? Ma lei si vede che è un tipo che ci tiene alla salute, che è un tipo tutta energia, si vede, che è tutta particolare. Ma lei sbagliava, no, signorina? Ma lei con tutta sta salute che ha, perché sapeva chiamare le liturgica, sapeva chiamare lisergica. Ma non si parla. Aspetta, troppo sei stanca. Lo mangio. E se parla ancora, la carcagnata di me. Veramente. Che la mi sta acconciando, Mariella. C'hai piacere che ti sta acconciando. Ma dico, tutta questa liscimonia questa signora, perché lisergica, liturgica, ma tu mi devi insegnare questa parola? Liturgica e lisergica, tu mi devi insegnare. Volevo fare un po' spiritoso. Meno male, spiritoso. Sì, non fa un cantaro che film non sei tu, è vero? Non sei tu. C'è che starti muto ora, perché mi sono a rebusche. Una giaperata, no? Una giaperata, anzi che sta? Signorina! Sì, signorina, C'è a dire? Sì, la scuto. Neanche famo convocate per mezzogiorno e a mezzogiorno bollate famo capo. Ora sono passati l'una e ancora non si vede un notaro, si può sapere che fine dice? Signorina mia, un notaro è nell'altra stanza che sta facendo firmare la vendita ad un quartino, ma io lo so che viate si ticca. E comunque, signorina mia, se non vengo là oggi non si può cominciare. Oggi? Cui sono sta oggi? Che vuole dire, signorina mia? Perché ci sono altre gente? Sentisse, Ciccio Paolo, io non saccio, perché non ne conosco, saccio solo che c'è altra gente e altra piace lui. Ma che significa tutto questo fatto, Mariella mia? Che niente, a tua eredità, la stessa aspetta il buon cristiano. Ma che fa abbiamo? Ma qua ha parlato l'eredità, tu ti fissassi questa eredità. Ma Mariella mia, ma se siamo un notaro per un motivo ci avessi. Un motivo ci avessi, ma non è che hai detto che è eredità. Ma io già mi facevo tutti i miei conti, sai, voleva soddisfare qualche desiderio che aveva, sai, di tanto tempo. Tu sai che a me mi piacciono le macchine. Io disse quasi cose, ero accatto una bella macchina sportiva, una Porsche, una Ferrari. Io mi ho dato mettere picca tu. Bene, giusta però, ti pare. Ma puro, veramente. Ma
ma poi avessi pensato pure a cattare una bella casa, sai, un bello iardino davanti e d'arrere. Sì, che so di me. Va bene, ma non siamo zitti. Ma poi avessi pensato pure un travaglio, certo. Avessi pensato a una bella attività. Avessi avuto un bar, un corso, ci avessi messo pure karaoke. Sono fatti soldi, che dici? E sin tutti questi spesazzi che ha fatto già, dovesse restare qualche soddiceddo, magari pensasse pure di maritarne, che dici? E di fare un viaggio di nozze come Dio comanda. Hai ragione, ma io ci avevo pensato, ma io non ci avevo pensato con me, ci avevo pensato, pure un avesse portato un viaggio di nozze, ma che fai scherzi? Non hai voluto sempre dire tu, mi dici sempre, io se vado con mio marito, ma che dà? Io tutto pensavo, e ti prometto che se ne maritano, così ti porto un viaggio di nozze a Calampiso. Ci vuoi ir a Calampiso? Ti sprecaste, dai canta voce e poi ti porti a Calampiso, veramente. Ma vabbè, ho capito, allora ti porto a Castellammare del Golfo, ti va bene? A Castellammare? È bello, Golfo, così. Mi pare che dici sta a New York. Va bene, allora senti, ti porto a Cefalù, amore, Cefalù è bello. A Cefalù ci è una volta, ma non ne facciamo viaggio. Vero, ho capito, va bene, allora senti, ti maritiamo, ti porto non ti piace tanto a te, ti porto a Roma, a Unire, tu lo sai perfettamente, infatti che io voglio ir a Roma, però andiamo a maritare di stagione, per esempio a giugno, perché vivere la capitale d'Italia d'estate è tutta un'altra cosa, vero? Però per me io pensavo, ma tutti i discorsi quando eravamo a Genova che facevamo in Sicilia, è bella, terra, storia, arte, cultura, e poi andiamo a Roma a fare il viaggio di nozze. Ma non è che ti dici voglio ir in America, no. E poi le bellezze della Sicilia non si possono negare. Giusto. La Sicilia è troppo bella, però una buona parte della vita la trovo, e abbiamo sempre tempo. Ma il viaggio di nozze una volta sola si fa, c'è bene. Se tu non fai o cantano. Scusate se mi intrometto nei vostri discorsi. Ma prego, parlasse. Ma andessi a parlare di viaggio di nozze, allora vi potesse suggerire Parigi? Sì, Parigi è una città fantastica di giorno e poi romantica di notte, e ve lo consiglio proprio. Parigi è eccezionale di giorno e specialmente di notte. Sì. Signorina liturgica. Sì, signorina. Signori, volessimo qualche consiglio per il viaggio di nozze a Parigi di giorno e soprattutto di notte. Ora sappiamo a come dire a ricorrere. Ma la mia mamma perché ti rivolgi a così tanto? Ma ti sei casti. Ma io perché si giovete nella discussione oggi, che ci interessa io ad una macchina in altro viaggio di nozze. Bene, non mi piace chissà. Non mi piace. Parla, dai. Parla con te, e tu parla il tuo guida, e state muto. Scusate. Tu da stare muto. Buongiorno! Prego, buongiorno. Si accomodi. Buongiorno a tutti. Un maresciallo. Lei c'è, un maresciallo. Prego, senza divisa. Grazie. Ma che combinazione! A me mi dice un battesimo che combinazione non è. Signorina. Ma tu un po' in mastionno. Ma pure lei, anche perché senza divisa mi pare un altro, veramente. E chi vuole, signorina mia? Chi vuole un servizio, sa avere un aspetto marziale. Sì, che vuole a divisa, un ruolo, a società un reclamano. Sì? È una specie di maschera, va? Sì. Diciamo che ognuno ne ha a mattina, prima di nascere in casa, si mette una maschera, come dice lei. Io invece ci dico che per me a divisa è come una seconda pelle, è come una specie di corazza, sì, che mi fa diventare più forte, con fatta sparare i miei debolezze e che mi difende pure di sani. Io non ho avuto mai né maschera e manco corazza, eppure ho cambiato stesso. Ma maresciallo,
Ma lei tutto il giorno sta corazza non ci pisa di sopra? E soprattutto a notte saleva, maresciallo, saleva perché è pesante. Sì, babbiate. Signorina mia, Ciccio Paolo, io sogno solo un carabiniere e saccio che cosa in mondo annacchira così e basta. Però a lungo uno va a finisce che ci crede di essere quello che uno appare e poi finisce per recitare a parte per cui i cristiani lo conoscono. Ah, così. E invece io dico che uno deve essere quello che è se stesso e non recitare una parte. Giusto, Maria? Parliamo di auto. Sì. Ciccio Paolo. Che? Come vuoi parlare? Vieni, Ciccio Paolo, ma dimmi una cosa. Ma a che sta casa, conosci? Cito, si chiama liturgica, se vuole già presente. No, casomai, dopo. Sai, che succede? Allora quando mi visitasse e mi accompagnavo qua, mi piaceva. Sì, lo sai, aveva tanto tempo contagliava una femmina in sta maniera. Ma feci buono, maresciallo mio, feci buono. L'occhio non hanno fatto mai pettosa, sono fatte per tagliare. Ho fatto Che è successo? che di quando 7 anni fa Che è successo? a mia povera Lucia mi lassavo e volavo in cielo. Condoglianze, maresciallo. Ma passarono 7 anni. Cioè io lo sapevo, maresciallo. E tanto io rissi e giurai mai e poi mai un'altra femmina. Però in questi ultimi tempi mi è un viso solo desideroso di compagnia, specialmente quando la sera mi ricampo l'incia e ne erano nate di festa pure. La comprendo, veramente. Sì. Ma Mariella, lo sentiste? Oh, maresciallo nostro è vedovo. Sì, ho capito. Maresciallo, mi dispiace, però la vita continua, maresciallo, ed è normale desiderare di avere a qualcuno accanto. Per esempio, mi resta mia come un Paolo. Un fanfarone. Esagerata. Un cataplasio. No, ma che dici? Veramente. Un femminano con cinnello. Ora finire fare un cantaro. Ah, sì? Sì, ci arriverà. Che fa ancora malo bene. Però maresciallo, gli altri due, anche se li associamo ogni tanto, siamo sempre insieme, è vero? E poi un sacco di cose mi piace fare insieme. Sì, questo è vero. Mi piace viaggiare, mi piace ir al cinema, veramente, ma soprattutto mi piace giocare con fantasia, veramente. E quindi in sostanza ci voleva dire che gli altri due incrocchettiamo proprio buono. È vero. È vero. Benissimo. Mariella, ma ti meriti veramente un cornetto e un caffè. Ti spiegaste tutto, Ma vero si sprecava. Allora, 5 granite e 4 brioche. Allora sì che la mappaggio. Scusate, 2 parole. Io abbiate picciotti. Vimmerio. E lo sapete perché vimmerio? Perché piace possedere la cosa più importante che esiste. A gioventù è tutta una vita davanti. Dopo ragioniamo però. Grazie, maresciallo. Grazie, belle parole. Ma Mariella, ma senta mia, ma che ne dici se il maresciallo nostro ci presentasse la signorina liturgica? Mi pare che c'è un getto. Ma io non aspettavo. Tu dici? Allora aspetta che ci penso io, Mariella mia. Ma maresciallo! Maresciallo! Vi venisse qua. Avesse il piacere nonché l'onore di presentarci la signorina liturgica. Ma ora? Sì, lascia separare mia. Signorina, lo sape questo signore è il maresciallo Benito Parpagno, comandante in capo della caserma dei carabinieri di questo paese. Un picciotto veramente simpatico, soprattutto quando non è in divisa, perché lui non dice mai non di meno. La signorina liturgica, prego. Piacere, liturgica. Benito. Mariella, Oh, ma
Io veniste! Subito! Hanno fatto uno per Va bene, va bene. Le faccio avere la copia dell'atto a fine mese. D'accordo? Signori, buon pomeriggio. Scusate tanto se vi faccio aspettare. Sogno Don Achino Delegato, il notaro. E avete a sapere che un notaro è come un confessore. Sapete bene quando dura la sua funzione. E certe volte non c'è né domeniche e manco feste comandate. Ma aspettate più prego. Grazie. Penso che tutti sapete il motivo di questa convocazione improvvisa. No, veramente neanche non sapevo niente, signor notaio. Io mi immagino. Lei penso che è la signorina Mariella Esattamente. e lei Ciccio Paolo. Sì, per servire. Maresciallo Benito Farpagno, ai suoi ordini, notaio. Ne ha tenentissimo per telefono, mi pare. Sì. Maresciallo, la ringrazio assai che non venne in divisa. Lei a quanto pare è l'unico informato. E allora fosse giusto informare queste altre due signore. Giusto? Leggo di fare la vostra conoscenza. Piacere. E dunque ora, come si vuole dire, arriviamo al punto. Bianca Busilles. Già, ma lui non c'entra l'eredità. Ma quale eredità? Ascolta la macchina pure. È una cronostoria guita, tanto non vi farà annoiare. Enrico Busilles, l'avvocato, un padre di Bianca, e io, amici di infanzia, compagni di scuola e poi di università. Io fui testimonium alle sue nozze e poi padrino di battesimo di Bianca. Quando l'avvocato poverino arrestò il vedovo, Bianca, la piccerina, aveva appena 3 anni. Enrico, eccellente avvocato, intendiamoci, come si vuole dire, principe del foro. Ma d'altro canto fu un totale fallimento come padre. La delusione di aver avuto una figlia femmina e non un figlio maschio fu una cosa che non accettavo e non superavo mai. Bianca crescì un carattere ribelle, scurava fuori casa, spariva per settimane e settimane, oppure ci stava giovannati sani fermata in sostanza. E come potete capire, i rapporti tra padre e figlia si bastavano e giorno dopo giorno peggioravano sempre più assai. Ma signor notaio, io ci volessi fare una domanda, veramente ce ne volessi fare 2? Signorina, tu mannassi, so che vuole. No, dico, lei ne sta contando questi fatti che sono personali e veramente delicati. Ma neanche che c'entrano. Appunto, notaro. E la seconda domanda è chissà, la morte della madre di Bianca aveva a che fare con le tribolazioni di Bianca, cioè, di la signorina Bianca? Signorina, lei è vero esperta, me la viene ritto. E allora io a essere tanticchietta più preciso. La madre di Bianca, la signora Vittoria, diciamo che non era perfettamente sana di mente e morì tragicamente. Bianca verso le 20 anni per certe cose che ci capitarono, chiamiamola così, un esaurimento nervoso, e per questo fu ricoverata da una clinica privata psichiatrica, stese almeno 8 anni. 8 anni? Assai. No. Quando l'avvocato Apple infatti, presagendo che fosse la sua ultima ora, mi voce nominare tutore da figlia. Ora Ida perciò sta con me. Viaggio non potete ridere, ma un notaro picchini sta contando tutte queste vicende. Sì, è presto detto. Io sapete che è chiariata fra lei, Ciccio Paolo e Bianca. Sì, non c'è. Du fatto un portafoglio, a denunzia ai carabinieri, eccetera, eccetera. Sì.
Ma va a scusare, ma se come dice lei, signor notario, che appunto la signorina Bianca era malata, dico, come mai si trovava l'altra volta noceno, lontana in casa e sola soprattutto, va? Acuta e precisa osservazione, Ciccio Paolo. Mi permette di chiamarlo Ciccio Paolo? Certo. Bianca ne scipicca in casa, è sempre con me. Una volta l'anno però ci va poi il giuro ci vedeva suo padre. E fu quando incontraste con le altre. Lei non si è addonato Di socco. mancavo treno, c'era la guardia del corpo di Bianca. La guardia del corpo. Un tipo strano, parla tedesco, suona chitarra e aveva tanti tatuaggi in capo. Franz! Chi dovevi contare? Sì, lo spirito ma fici. Ecco perché si affacciava sempre lo scombattimento a tagliare. Sì. Non riesco a capire. Sì. Franz. Bravo Picciotto. Che? Miei cari giovani, io apprezzai assai il comportamento vostro Dov'era? e sogno persuaso che se Bianca avesse avuto amici come mi piace oggi, Ma, scusate, signor notario, mi sta facendo commuovere pure a neace, ma mia, mi pare impossibile che la signorina Bianca... A mia pure mi pare impossibile. grazie Picciotti. Bianca per me è come una figlia, da figlia non nappe mai, e come una figlia la voglio bene. Ma ida restava una farfalla che non potte volare, ci mancarono l'ale dell'amore di un padre e della madre, l'ale dell'amici sinceri, l'ale dell'amore luce è vero. E per questo vi voglio ringraziare di cuore a uno. Lei, maresciallo Parpagna, per come ha condotto le complicate indagini. E lei, signorina Mariella, per la sua pazienza e collaborazione. E un grazie speciale a lei, Ciccio Paolo, per il suo nobile gesto. È mio dovere. Signor notario, io veramente avevo venuto per restituire il portafoglio alla signorina Bianca. Maresciallo, aspettasse un attimo. La facciamo e ci vuole direttamente. Sì, mi fa piacere, cara signorina. Bianca, vieni. Lei mi conosce? Vieni, mia cara. Oh, questi amici nostri ti vogliono salutare. Buongiorno. Signorina Bianca, io ci volevo restituire questo portafoglio. Signorina, ma va scusare, ci posso domandare, ma so atta, per la luna, come sta? Non domandava. Bene, grazie. Ah, bene, mi fa piacere. Ciccio Paolo. Sì. Questo portafoglio che grazie a lei è stato trovato, c'erano pochi spiccioli, quindi poco valore. Ma per la mia cara Bianca ha un valore affettivo di grande importanza. Lei non se ne separa mai, lo porta sempre con sé. Ed è l'unica cosa, e dico l'unica, che le ricorda sua madre. Capisco. Per tutto questo vogliate gradire un pensiero che è di rispetto e di apprezzamento da parte mia e di Bianca. Ma questa busta è per voi. Per noi? Sì. Ma Mariella. quindi oggi... Mariella. E la potevo pure aprire? Ma certamente è vostra. Non me l'aspettava, Mariella, so che un assegno. Ma tutti i pignati che si sono... Ve lo meritate tutti, ragazzi. Mariella, allora ne potevo maritare! No, finalmente ne potevo maritare! Grazie, signor notario. Allora
allora, che dici, limitiamo matrimonio? Ma certo, come minimo, signor Notaro. Signor Notaro, signorina Bianca, io e CP allora ne maritiamo. Sì. Appena sono pronte le partecipazioni, vinemo e vi vinemo a fidare, va bene? Grazie. Bianca, sei contenta che i nostri amici ci invitano alle loro nozze? Ma che c'entrate? E che mettiamo solamente un notaro e la signorina Bianca e un maresciallo nostro che fa? O la stiamo qua? Che c'entrate? Ma certo, è invitato pure un maresciallo. Il maresciallo viene ben volentieri, mi fa però piacere. a una condizione. Prego, guarda. Che viene accompagnato dalla signorina liturgica, se lei è d'accordo. Sì, Benito. Mi fa piacere. È buono. E chissà se presto ci sarà un altro matrimonio. Si dice di figo. E allora, a tutto sto gentile pubblico, scusami, io vi volessi dire una cosa, non andate via innanzitutto, perché io Ciccio Paolo, Mariella Mezzita, o maresciallo Parpagno e la signorina liturgica, vi volevo tutti invitare ai nostri matrimoni!